Vicepresidente De Berti, la Regione intende farsi parte attiva per la liberalizzazione della 27 da Vittoria Nord nei casi in cui l'Alemagna venga chiusa, e succede ultimamente abbastanza spesso. Sì, diciamo che ci siamo già fatti parte attiva, perché già l'anno scorso avevamo fatto un incontro, avevo convocato io stessa il Comune con ANAS e la 27 per chiedere la liberalizzazione dai due caselli in caso di chiusura. È ovvio che se fosse possibile innestare un sistema automatico che nel momento in cui la strada viene chiusa, la liberalizzazione viene fatta immediatamente, sarebbe meglio, però credo che sia già assodato che nel momento in cui l'Alemagna viene chiusa, la statale viene chiusa, automaticamente la parte di autostrada tra i due caselli di Fadalto e Vittorio Veneto venga sostanzialmente liberalizzata, perché stiamo parlando di un'entrata e di un'uscita nei due sensi che è sostanzialmente scontato, che è solo per i residenti, quindi si crea un'alternativa per loro. Sulla variante di Longarone invece stiamo ancora aspettando il bando? Sì, noi stiamo aspettando con voi, perché è il Simico che deve bandire la gara. L'amministratore delegato mi aveva dato rassicurazione a giugno e a luglio sulla pubblicazione del bando, poi hanno rinviato ad agosto, siamo a settembre, confido che questo bando venga pubblicato quanto prima. Grazie.